Domenica, c'è stata la votazione della Kermesse del Movimento 5 Stelle a Roma, con la quale il movimento, ha votato alcune revisioni, diciamo, delle loro regole, tra cui quella del limite, dei 2 mandati, che è stata portata a 3. Ricorderete che i 5 Stelle, non da quando si sono costituiti con Grillo, e fin dall'inizio hanno sempre detto che c'era questo limite dei 2 mandati. Un limite che poi è diventato stretto in tante situazioni e al di là che non entriamo nel merito, anche se l'Assemblea dei 5 Stelle, superando il 50% dei voti e quindi raggiunto il quorum, ha preferito fare questa modifica. Poi ci sono altre modifiche per quanto riguarda il ruolo del garante. Non entriamo nel merito, nel senso che è una vicenda interna al Movimento 5 Stelle. Qualcuno può dire: ma come i 5 Stelle a suo tempo dicevano solo 2 mandati e quindi sono stati, diciamo, votati per questi motivi, adesso cambiano strada. Qualcun altro potrebbe dire, a mio avviso più giustamente, non si può buttare a mare l'esperienza, e quindi portare il limite a 3 mandati forse è la cosa più giusta. Io credo che questa modifica dello statuto, di questa regola dei 5 Stelle, possa riguardare anche direttamente la nostra città. Infatti ricorderete che noi abbiamo l'unico consigliere regionale del Veneto che è dei 5 Stelle, è la dottoressa Erika Baldin, che teoricamente con il limite di 2 mandati non avrebbe potuto ricandidarsi, e quindi adesso c'è di nuovo questa possibilità. Ovviamente bisognerà vedere se all'interno del movimento reputeranno corretto e giusto che venga rimessa, diciamo, nella possibilità di essere eletta sempre la Baldini o un nuovo soggetto. Per quel che ci riguarda, io personalmente spero che venga rimessa, perché al di là che credo che tecnicamente sia molto più probabile per i 5 Stelle riuscire a avere la riconferma della Baldin piuttosto che qualcun altro di nuovo. Ma per quanto riguarda la nostra città, io credo che avere più consiglieri regionali per la nostra città sia un bene, sia un valore aggiunto, e quindi per quel che mi riguarda, e penso anche quello riguarda il resto dello staff di Croce Azzurra, compreso anche Micaela, mi permetto di parlare anche a nome suo, faremo di tutto perché i consiglieri regionali che ci sono adesso, quindi la Erika Baldin, Marco Dolfin e Montanarello, abbiano tutto il nostro appoggio perché vengano riconfermati alle prossime elezioni regionali, di cui non manca tanto, manca un anno. Staremo a vedere com'è la situazione e intanto, diciamo, tifiamo non per il colore politico, perché ripeto, faremo la stessa cosa per Montanarello che del Partito Democratico e perché Marco Dolfin che della Lega, ma appunto perché avere un consigliere che ha già l'esperienza di più mandati per la nostra città è un fatto molto molto importante. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.